La parola chiave di oggi è vincere per non interrompere i sogni di playoff. Amici di Sportisti, ciao da Salvo Geraci, siamo live dal Santissima Trinità e Geraci Mazara 46, 18ª giornata del girone A di eccellenza siciliana. Fischia l'arbitro, c'è anche la finta, parte Pace, secondo palo Yamé, stava andando a staccare di testa, poi la conclusione da fuori di Licata. Fernandez diagonale centrale per Cheba, c'è la deviazione sul tiro intanto di Bonamaison, contrasto con Barbero, va avanti Fernandez, serve dietro Giovagnoli, finta, Mancino, pallone respinto, ci prova anche Scalisi. Pane Bianco cerca di farsi perdonare, spazio a disposizione per lui, Pane Bianco. Bonamaison, centrale per Cheba. Il Geraci gioca con Lopizio, verticale, Fernandez, finta, il cross col Mancino, Cheba sbanaccia, Bonamaison schiaccia sulla linea, il salvataggio di Barbero. La sbanacciata di Cheba sul cross di Fernandez, ancora Bonamaison sul primo palo, Cheba in calcio d'angolo. Giovagnoli, pallone per Bonamaison, area di rigore, Cheba ancora, segue l'azione di Bonamaison, il cross con il Mancino, Guadagnoli si stacca, Fernandez Yamé prima di Cheba, poi Yamé spazza dall'altro lato con la salita, il cross verso Velardi, il colpo di testa di Ugonda. Bonamaison, Fernandez, verticalizzazione, Fernandez, il gol del Geraci annullato per fuori gioco. Dentro Guadagnoli, non riesce nella tiro in porta dopo le traversioni di Fernandez. Pane Bianco, di nuovo per Bonamaison, Fernandez forse preso un po' in controtempo, comunque la ricevuta, Pane Bianco, il Mancino, Pane Bianco, cross in mezzo, secondo palo Fernandez, Simone Erbini che torna a giocare dopo 3 panchine al posto di Angileri, uscito per infortunio. Avanza ancora il Geraci con Albanesi che prova il piazzato. Bonamaison, Cheba si distende, allontana il prima possibile Barbero. L'anticipo di Ciolino, dal suo ingresso in campo stava dimostrando personalità, imbucata, Ciolino davanti la porta, Barbagallo c'è posizione di fuorigioco, Pace, Ciolino piano piano, gli dava 0,46, il cross respinto da Giovagnoli, Pace lo effettua lui, in mezzo, Bonda di testa, lontana, Licata, Barbagallo con il piede, azione ancora viva, Locascio, Licata oltre la traversa, parte il pallone dentro, Cheba non trattiene, poi se la prende Albanesi, il controllo contro Ciolino, c'è il passaggio per Bonamaison, dietro pallone per Giovagnoli, sterza col Mancino, calcia con il destro, è ufficiale lo 0-0 tra Geraci e Mazara 46.